Da domani fino al 7 di febbraio il Consorzio di Tutela Radicchio di Chioggia IGP sarà presente alla Fiera Fruit Logistica di Berlino. Per l'esattezza sarà ospitato all'interno dello stand della Regione Veneto con altri consorzi, indicazione geografica, mercati ortofrutticoli e organizzazioni di produttori. La presenza del Consorzio di Tutela Radicchio di Chioggia IGP alla Fiera di Berlino è una costante ormai da molti anni. Anche quest'anno fondamentale è stato il supporto della Camera di Commercio di Venezia e Rovigo, che ha permesso di non rinunciare a questo importante appuntamento. Il consorzio sarà rappresentato dal vicepresidente Martina Garbin e dal responsabile rapporti esterni Giuseppe Boscolo Palo. Assieme al consorzio a Berlino troveranno spazio numerose imprese del territorio clodiense, presenti anche con i propri stand. Il responsabile dei rapporti esterni, Palo, sottolinea l'importanza di creare attrattiva per favorire la domanda che si spera sia sostenuta per determinare buoni valori alla produzione e per i produttori. Si ricorda che la presenza del Consorzio del Radicchio di Chioggia IGP diventa un'occasione di promozione non solo del prodotto, ma anche del territorio e di tutte le altre tipicità. Abbiamo trovato in archivio un video di oltre 10 anni fa in cui si mostra una fiera del radicchio fatta proprio a Brondolo. Trovi anche questo figlio una volta e vedi che sempre di qualcosa e gli danno la mano. Come babbo con tutto quando non parlate con te non so tutto. Allora, buongiorno. Signor Comparato, buongiorno. Caro egregio. Lei, se non sbaglio, è l'assessore alle attività riproduttive della provincia di Venezia. Attività produttive e Produttive, scusi, mi sono sbagliato. e agricoltura. Mi avevano detto riproduttive, ma evidentemente non. E agricoltura. Cosa dice di questa fiera? Allora, intanto oggi io sono qua. Voce, perché qua c'è rumore, devi parlare forte. Sono in rappresentanza. Voce. Voce. Mi avvicino. Non sia timido, non sia timido. Lei è assessore della provincia di Venezia, dica un po' forte, Allora, io sono sia qua. circonciso. E che richiami anche un po' di gente da fuori, perché abbiamo tanto bisogno in questo momento di far girare un po' di economia, soprattutto di far risaltare ed esaltare anche quel nostro prodotto tanto caro a noi che si chiama rosa di Chioggia, che viene sempre meno utilizzato come nome, ma che comunque esprime in tutta la sua bontà quella fragranza che a tavola spesso noi assaggiamo. Un pensiero unico, che è quella della tavola, quella della bontà e quella dell'alimentazione, sana soprattutto. Ecco, la presenza della Fondazione della Pesca è un'altra presenza importante che ci fa piacere enunciare e speriamo che questo momento di crisi, tra l'altro, che sta vivendo la pesca venga superato quanto prima, perché ce n'è veramente bisogno. Festeggia con American Followers il tuo San Valentino. Lungomare Adriatico 76 Sottomarina, venerdì 14 febbraio, promozione per la serata, pizza in pala oppure panino con patatine fritte, compreso di coperto e una bibita in lattina o alla spina piccola, 12 euro. In più il karaoke e musica by Diego. American Followers, San Valentino, Lungomare Adriatico 76 Sottomarina.